Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, ritorniamo a seguire notizie e eventi tra musica e cultura in Friuli Venezia Giulia per questo mese di settembre. Partiamo subito da Monfalcone, dove dal prossimo 20 e fino al 22 settembre si apre la 10ª edizione del Festival della Danza. Le piazze e le strade della città si animeranno con esibizioni, lezioni di danza e coreografie coinvolgenti di oltre 50 realtà regionali ma anche nazionali. Ne andiamo a parlare con l'assessore alla cultura Luca Fasan. Un'edizione straordinaria, questa 10ª edizione del Festival della Danza, un anniversario praticamente di una festa che ormai è diventata un must per Monfalcone. Quest'anno addirittura 60 saranno le scuole che saranno presenti ovviamente per questo genere di attività. L'altro anno erano circa 40, 20 di più. Abbiamo voluto dare ovviamente una valenza importante perché questa valenza si determina dal fatto che si incastona perfettamente in quello che ormai è diventato il sistema culturale monfalconese. Siamo diventati a livello internazionale perché nelle grandi mostre che noi facciamo in galleria, che sono a livello internazionale, nelle grandi proposte che noi facciamo a teatro e con il Festival Geografia, oltre che con altre attività, siamo diventati ovviamente di quel tipo di livello. Poi molte saranno le attività che verranno fatte, che verranno seguite sulla pagina Monfalcone Eventi e quindi vi aspettiamo tutti in questa grandissima edizione del Festival della Danza. Ancora tanti appuntamenti, questa volta siamo a Pordenone dove ritorna la Festa del Libro e della Libertà che festeggia 25 edizioni. Pordenone legge dal 18 al 22 di settembre oltre 600 autrici e autori internazionali, 60 anteprime a livello internazionale, 334 eventi in 43 sedi tra Pordenone e tutto il Friuli Venezia Giulia. Ci raccontano di più Michelangelo Agrusti, presidente della fondazione PordenoneLegge.it, Gianmario Villalta, direttore artistico e l'assessore Lidia Diomede. 25 anni è un compleanno importante, ricco di novità e a questo punto ricco anche di storia. Di ciascuno di noi è il clima di festa, di libertà e di cultura che si respira in questi giorni. È davvero un'energia poi per affrontare il resto dell'anno. Ecco, prego chiunque di andare a vedere il sito, abbiamo un sito che funziona e che correda ogni presentazione di una foto dell'autore, ma anche di una breve presentazione del libro e di una biografia dell'autore, che significa che da un lato si riconosceranno molti degli autori che si conoscono già, molti personaggi che tra lo sport, la televisione, per vario titolo, il cinema, circolano, insomma si riconoscono proprio a vederli. E quindi andate sul sito di Pordenone Legge per saperne di più e scoprire il programma completo. Noi chiudiamo invece sul palco del Teatro La Contrada, presentata la nuova stagione di Prosa 2024-2025, grandi interpreti, 13 titoli in cartellone, 15 fuori abbonamento ed eventi speciali per oltre 71 serate di intrattenimento. Ci raccontano di più la direttrice artistica Livia Mabilino, il direttore organizzativo Diego Matuchina e Serena Tonel, vice sindaco del Comune di Trieste. Oggi è il giorno della presentazione della nuova stagione al Teatro Bobbio. Una nuova stagione ricca di appuntamenti teatrali, musicali, di performance, comicità, divertimento. Il nostro claim è emozioni brillanti. Si parte come sempre con un spettacolo originale scritto per noi da Davide Calabrese e diretto anche da Davide Calabrese, che si intitola È il nostro angelo. È una specie di storia come una Christmas Carol, naturalmente aggiornata in dialetto triestino, che ci riporterà nel mondo della radio. Sono 100 anni dall'invenzione della radio e questo per noi è un momento importantissimo, quindi vedremo come questi attori che saranno sul palcoscenico riusciranno a fare tantissimi ruoli, appunto con l'ausilio anche di mezzi della radio di una volta. Dopodiché parte una stagione che fra eventi speciali, eventi fuori abbonamento, spettacoli blu e spettacoli rossi è veramente ricchissima. Sono 28 i titoli con diverse formule di abbonamento a turno fisso, a turno libero. Alcuni degli eventi non sono in abbonamento, però gli abbonati della Contrada avranno ovviamente una corsia preferenziale. E informatevi, siamo sul nostro sito, abbiamo un'app gratuita, facile da scaricare, che vi tiene al corrente su tutte le nostre iniziative. Quindi si colloca all'interno della rete teatrale di Trieste con una sua produzione specifica che ha tanti spettatori e che punta sempre di più ad allargare la propria platea, così come tutto il sistema dei teatri
Teatri Triestino sta facendo. E quindi siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social per dare uno sguardo ai luoghi del Friuli Venezia Giulia in cui vi portiamo ogni giorno qui su Radio.0.